E quanta gente ci sta? Buonasera a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora sì, vi devo ancora parlare, avrei voluto parlarvi di politica, ma poi mi sono reso conto che vi devo ancora parlare del PD e di Elly Schlein, perché, come dire, non è colpa mia se il talento comico si manifesta minuto per minuto, diciamo, perché Elly Schlein, il gruppo digerente più che dirigente probabilmente che lei è attorno, sta riuscendo nel capolavoro, all'incontrario chiaramente, di rendere il PD una costola, una dépendance, un appendice del Movimento 5 Stelle, che peraltro avrebbe meno consensi del PD, cioè come al supposto tavolo del supposto campo largo, l'azionista di supposta maggioranza sarebbe il PD, ma invece poi nei fatti, nella cronaca, nelle priorità politiche, Elly va costantemente a rimorchio dell'avvocato del popolo o del PM del popolo, e adesso vi spieghiamo perché. Cosa succede infatti? La rivelazione del Foglio, devo dire, è veramente un pezzo che consiglio perché squaderna come dire, l'universo dadaista in cui ormai si muovono Elly e Co. Succede che c'è la Ferricci, ovviamente, no? Ex sindaco di Pesaro, candidato alle regionali nelle Marche, non so più neanche dire se per il campo largo, ammesso che esista il campo largo oggi come oggi, comunque candidato, diciamo, del centro-sinistra, indagato per questioni relative ad affidi diretti quando era sindaco. Non solo Giuseppe Conte, subito da avvoltoio, da avvoltoio politico, ci mancherebbe, appena uscita la notizia ha subito storto il naso: dovremo verificare se la condotta di Ricci è compatibile con i nostri valori, perché lui si riferisce sempre all'etica, non a, come dire, quelle cosine minuscole in cui ci muoviamo noi comuni mortali, ma secondo il Foglio c'è molto di più. Cioè, secondo il Foglio, Giuseppe Conte avrebbe chiesto le carte dell'inchiesta su Ricci per valutare insieme, non so, a una sorta di direttorio del Movimento 5 Stelle, se vale ancora la pena di sostenerlo, insomma, se la situazione è molto antipatica, è compatibile con i valori dei 5 Stelle o meno. Cioè, ha chiesto al suo socio, in teoria di coalizione, le carte dell'inchiesta che coinvolgono un esponente del suo socio di coalizione. E dice sempre il Foglio, la vetta veramente, oltre il teatro dell'assurdo, siamo oltre Beckett, oltre Ionesco, è che Elly Schlein gliele ha date. Cioè il PD ha accettato questa, come dire, subordinazione fattuale, logica all'approccio del Movimento 5 Stelle, avrebbe dato le carte dell'inchiesta su Ricci a Giuseppe Conte e starebbe aspettando la valutazione di quest'ultimo. Cioè parliamo del partito principale della storia della sinistra, erede di una tradizione, come dire, che ha giocato un ruolo fin dalla fondazione della nostra Repubblica, una tradizione, scusate, da cui chi vi parla è lievemente lontanissimo, diciamo, ma insomma è il partito erede del PC, che era una roba tragicamente seria, e sta finendo in farsa, sta finendo che stanno aspettando l'ok di Conte sulle carte dell'inchiesta per presentare un candidato comune nelle Marche. Cioè finisce così la sinistra italiana: da un lato, come ci ha detto stamattina Vittorio Feltri col suo Bamba, sfoggiando un inverosimile garantismo al 97esimo, quando vengono coinvolti appunto suoi esponenti dal tritacarne giudiziario, ma dall'altro accettando le logiche ipergiustizialiste di Conte, aspettando il responso di Conte sulle carte dell'inchiesta. Io non mi sarei mai sognato di dirlo, sono quasi intristito della fine della sinistra italiana. Grazie a tutti, a domattina. Tra un manifesto e lo specchio. Avete ascoltato